Paolo Cilona, la collettiva I Colori della Pace è giunta ad un traguardo importante. Quest'anno a Comitini, un po' ce ne parli. Credo che ormai sia un appuntamento annuale la mostra nazionale di pittura I Colori della Pace. È una mostra itinerante, nel senso che dopo aver visitato Agrigento, Favara, Grotte, oggi siamo a Comitini a portare il messaggio di pace, di amore, di solidarietà attraverso le liriche e le tele da parte dei pittori e dei poeti. Quindi è un fatto altamente positivo riportare al centro dell'attenzione il tema della pace in questo particolare momento dove ci sono tanti focolai di guerra e che necessariamente c'è bisogno di un movimento di pace, di amore, di solidarietà e soprattutto di cooperazione, perché un mondo senza la cooperazione è un mondo difficile, un mondo travagliato, un mondo di guerra. Noi siamo qui a portare praticamente un esempio ed è l'esempio della pace e dell'amore. Quindi questo è il messaggio che parte dalla 35esima mostra nazionale di pittura I Colori della Pace e l'incontro con i poeti che attraverso le loro bellissime liriche mettono al centro la pace. Ma c'è altro, il Cepasa in questo modo lancia e rilancia il valore dell'arte come messaggera di comunque veicolo di messaggi importanti per la società. Penso di sì, perché l'arte è il veicolo che unisce i popoli, l'arte non solo che unisce, ma cimenta l'animo di ciascun cittadino, di ciascun uomo verso gli ideali della pace e della concordia. Quindi è un veicolo estremamente importante che attraverso l'opera degli artisti si porta avanti da noi e in ogni parte del mondo. Lo specchio, dialogo tra il signor limpido e il signor appannato. Limpido. Guardati allo specchio. Non ne ho. Impossibile. Vuoi saperlo meglio di me? Tu hai lo specchio, come ce l'ho io. Tu sei folle. Normale. Meno male che ti conosci, che è normale che tu sia folle. No, io sono normale. E ti dico che hai lo specchio. Adesso me lo procura a qualsiasi costo per romperlo in testa a te. Non ti conviene. Ma saresti tu a subire il danno, ad avere la testa rotta. E tu ad avere la coscienza a pezzi. Esagerato per una testa non più intera. Io non mi preoccupo per la mia, ma per la tua. Vorresti vendicarti? Io no, la tua coscienza sì. A te non importa della mia coscienza. Alla tua importa, e per giunta tantissimo. Hai finito con lo specchio e inizi con la coscienza. Sto semplicemente continuando. Continua a fare il finto tonto ed io per gli schiaffi che ti do ti faccio un viso veramente tonto. Lo preferisco quadrato. A me piace essere ben inquadrato. Ti faccio un quadro e ti appendo ad un chiodo. E chiodo schiaccia chiodo, e così non pensi a quello che fai e non ti guardi allo specchio. Qualcuno mi dia uno specchio, se no va a finire che mi incavolo con questo broccolo. Ce l'hai dentro di te lo specchio. Vorresti dire che il mio cuore è vanitoso e si guarda allo specchio. Il tuo cuore è il tuo specchio e riflette il tuo stato di salute. Bella questa, non ho più bisogno del medico per sapere come sto. Specchio a specchio delle mie brame, chi è più bello del reame? Mi sento bianco neve. E per stare bene devi avere il cuore bianco come la neve. Ma tu mi vuoi morto se mi auguri un cuore cadaverico. Io parlo della tua anima. E l'ho capito che vuoi vederla dipartita dal mio corpo, ma io me la tengo dentro il corpo e mi tengo pure lo specchio, così lui mi dice che sono il più bello delle ame, al contrario di te che sei brutto, proprio brutto, tanto che spero in una mia partenza per il cielo, ma io voglio stare su questa terra, voglio essere con i piedi per terra.